Abbiamo fatto una prima stima questa mattina con l'ufficio tecnico sui costi, abbiamo un centinaio di migliaia di euro di danni, quindi insomma un territorio molto bello ma altrettanto fragile, infatti ogni volta che piove speriamo sempre che non succeda qualcosa. Il maltempo che ha colpito il Veneto negli scorsi giorni ha risparmiato la Marca ma ha causato smottamenti e frane nelle zone collinari della provincia. La più grande è quella nella località di Collagù a Farra di Soligo, zona panoramica delle colline patrimonio UNESCO. Ogni volta che c'è una pioggia più abbondante ormai la situazione diventa veramente complessa. Nel territorio comunale abbiamo questa frana molto importante, fra l'altro che non ci aspettavamo, ne abbiamo però altre due, quindi in totale sono tre. Questa è la più grossa, altre due, una è a Col San Martino e una è a Farra di Soligo. Frane queste ultime già monitorate, per le quali era già partito l'iter di progettazione per la sistemazione, ma che con le piogge delle scorse ore sono peggiorate. A cogliere di sorpresa il comune di Farra però la frana di via Collagù, 10 metri di strada interrotta nel bel mezzo della collina, 3 i residenti che possono avere via d'accesso alle loro case solo dalla zona di Soligo. Smottamenti che non sono nuovi per le colline della Marca, nonostante il monitoraggio e la costante manutenzione, ma a mancare sono le risorse per coprire un territorio così vasto. Si parla di qualche mese di lavori per la messa in sicurezza e il ripristino delle strade. Ci vorranno diversi mesi perché dobbiamo avere tutto l'iter autorizzativo da parte anche della sovrintendenza, perché questo territorio è un territorio che è anche vincolato, e dopo dobbiamo mettere la copertura economica. E come dicevo, da una prima stima che abbiamo fatto stiamo parlando di qualcosa come 100.000 euro, che per un bilancio di un comune di questo tipo sono comunque soldi che dovrò andare a recuperare, a trovare nelle pieghe del bilancio, e spero che anche in questo senso la Regione ci venga incontro.